Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, venerdì 28 aprile. La Regione Veneto ha dato vita a un'importante iniziativa in collaborazione con l'associazione no profit Plastic Free, con un progetto che riguarderà 4 fiumi: Piave, Bacchiglione, Canalbianco, Po, e i comuni di Eraclea, Adria, Correzzola e Ficarolo. Il progetto, su cui la Regione ha investito 51.000 euro, monitorerà e quantificherà i rifiuti presenti nei fiumi con un sistema tecnologico chiamato Riverai. L'operazione, che durerà per circa un anno, consisterà in una serie di centraline di alta qualità che saranno installate su punti strategici quali ponti, moli e banchine per quantificare i rifiuti flottanti e passare poi alla fase 2 del progetto, in cui si utilizzerà un altro sistema, il River Cleaner, in grado di raccogliere i rifiuti flottanti, smaltirli o riciclarli. Il progetto dovrebbe essere propedeutico per l'installazione di una barriera fluviale per l'intercettazione dei rifiuti galleggianti. Secondo il responsabile enti locali Plastic Free Onlus, gestire la presenza dei rifiuti sui fiumi ridurrebbe del 50% l'inquinamento del mare. La plastica che finisce in mare si riduce in frammenti sempre più piccoli, trasformandosi in microplastiche che possono entrare nella catena alimentare. La plastica diventa quindi dannosa per l'ambiente e anche per l'uomo. Il referente regionale Veneto Plastic Free Onlus ha aggiunto che il Veneto si dimostra all'avanguardia nella lotta all'inquinamento da plastiche, ricordando che l'associazione Plastic Free in 2 anni ha organizzato circa 600 appuntamenti sul territorio veneto, rimuovendo 165 tonnellate di plastica e rifiuti dall'ambiente, grazie al contributo concreto di 5.744 volontari, entrando in 192 istituti e sensibilizzando circa 13.000 studenti con varie iniziative. Come ha poi affermato l'assessore regionale all'ambiente Bottacin, i rifiuti galleggianti, soprattutto rappresentati dalla plastica, sono un male del nostro secolo ed è fondamentale educare le nuove generazioni affinché facciano il meno uso possibile della plastica. Una buona pratica che dovrebbe essere utilizzata anche dall'industria nel rivolgersi ad altri materiali. Seppur riciclabile, la plastica molto spesso viene abbandonata e non conferita nel percorso per il riciclo. Il Veneto, ricorda Bottacin, ha performance di altissimi livelli sulla raccolta differenziata riconosciuti a livello nazionale. I sistemi Riverai e River Cleaner sono stati ideati da una startup innovativa, la Blue Ecoline, nata per tutelare l'ecosistema marino. I 2 sistemi, che impiegano algoritmi di intelligenza artificiale, hanno il fine di ridurre l'inquinamento marino. Domenica scorsa, 23 aprile, al centro ippico Il Cristallo nel Trevisano, si è svolta la prima tappa del campionato regionale Performance Fight Track Ante Veneto, a cui ha partecipato la scuderia La Fattoria di Rudy Davide con il suo istruttore Rudy Pagan e uno schieramento formato dai cavalieri Anna Danielato, Eva Boscolo-Chio e Vittoria Veronese, i quali, in sella ai cavalli Playboy e Sisso Redskin, hanno ottenuto ottimi risultati. Anna ha ottenuto un primo posto nel Pleasure e un secondo posto nel Rancho Reading, Vittoria un primo nel Rancho Reading Open ed Eva un terzo posto nella stessa categoria. E come ha detto il loro istruttore, chiamato il boss, chi ben comincia. Secondo il consigliere regionale e comunale Jonathan Montanarello, dalla città metropolitana, in cui l'avanzo di bilancio sarebbe di 71 milioni di euro, non dovrebbe arrivare nulla a Chioggia.
La città metropolitana potrà disporre di un avanzo di gestione pari a oltre 71 milioni di euro, ma non investirà nulla su Chioggia. Lo afferma il consigliere regionale e comunale del Partito Democratico Jonathan Montanarello, presentando in Consiglio Comunale un ordine del giorno dove si chiede che il sindaco si dichiari insoddisfatto delle decisioni dei veneziani. Dai documenti, spiega Montanarello, risulta che vi siano a disposizione della città metropolitana 71 e rotti milioni di euro, frutto di un avanzo di amministrazione per l'esercizio finanziario 2022. Tuttavia, secondo sempre il consigliere regionale, non vi è traccia di investimenti per la città di Chioggia. La città metropolitana, per esempio, annuncia un nuovo terminal sostenibile a San Donà di Piave con area bar e un'accogliente sala d'attesa per gli utenti e la possibilità, quando sarà a regime, di poter ricaricare contemporaneamente 64 mezzi elettrici realizzati con ATVO nei pressi della stazione ferroviaria. Nulla invece per il terminal bus di Chioggia, attualmente assente. Per non parlare del terzo stralcio dell'Arzerone, prosegue il consigliere, sulla strada provinciale 9 che è ancora incompleto, o lo stato di degrado in cui versano i giardini di Borgo San Giovanni di proprietà provinciale e lo stesso palazzetto dello sport, sempre in dote alla città metropolitana, che meriterebbe maggiore attenzione. Senza dimenticare la mancanza di collegamento con l'ospedale dell'Angelo, il campo all'ente di governo del trasporto pubblico locale, del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia. Tutto questo evidenzia una forte miopia di Venezia nei confronti di Chioggia e che dimostra che la tanto vantata dal sindaco filiera di governo proprio non funziona. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. La posizione della Giunta della Regione Veneto e del Presidente della Regione Luca Zaia sulla questione Trivelli in Polesine non è cambiata. Viene ribadito attraverso l'ufficio stampa ricordando che l'attività di trivellazione in Polesine nel passato ha creato importanti fenomeni di subsidenza con le relative conseguenze. La Regione Veneto ha chiesto con fermezza ai ministeri coinvolti che non si imposti alcuna nuova attività estrattiva e che per studiare ogni possibile rischio sia avviato un tavolo con i più autorevoli esperti che esprimono un autorevole parere prima di ogni possibile azione nei nostri mari e sulle nostre coste. La posizione della Regione è quindi chiara ed è la stessa sostenuta nel passato, nessuno dietrofront come è stato erroneamente paventato dal membro del Partito Democratico Rodigino Angelo Zanellato. Su iniziativa dello stesso Zaia è stato richiesto ai ministeri un tavolo di confronto preliminare a ogni attività estrattiva. È stato aperto quindi il tavolo tecnico idrocarburi presso il MASE, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il Ministero dell'Ambiente, l'ISPRA, la Regione Emilia-Romagna per valutare il rischio per l'ambiente e le attività economiche e sociali. Qua si terrà conto di ogni preoccupazione, anche locale e territoriale. In questo tavolo la Regione farà valere il proprio peso a tutela delle comunità e del territorio veneto, tenendo in considerazione anche l'impatto ambientale di possibili impianti. L'attività verrà condotta con il supporto degli enti di ricerca e delle università del Veneto. Sono già stati individuati 7 esperti a livello internazionale, delle università di Padova e Venezia, dello UAV, del CNR, oltre a un professore dell'Università di Firenze. La Regione inoltre presidia il tema con una decina di dirigenti e funzionari dei settori energia, ambiente, valutazioni ambientali, difesa del suolo, pesca, turismo, biodiversità, progetti speciali per Venezia. La Giunta regionale auspica che a tutela del territorio siano la scienza e gli esperti a parlare e si lasciino da parte ideologie e schieramenti politici per trovare invece la più ampia convergenza su una posizione di prudenza sulle attività estrattive. Sinergia sinora verificatosi tra amministrazione regionale, sindaci, comunità locali e anche recentemente da parte dei vescovi. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02.
di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 28 aprile, è la farmacia alla Navicella in Viale Mediterraneo a Sottomarina, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ricordo che facciamo sempre lo SPID.